Continuano le interviste degli uomini e delle donne Top Security Advisor, le persone della sicurezza Top Security Advisor. Oggi ho il piacere di intervistare Federico Falconi, Soluzioni di Sicurezza. Ciao Federico, grazie per aver accettato il mio invito. Per chi non ti conosce, raccontami chi sei e che cosa fai. Buongiorno Davide, grazie a te per avermi invitato e saluto tutti gli amici del prestigioso contenitore di cui facciamo parte, che è Top Security Advisor, e mi chiamo Federico Falconi e mi occupo, come quasi tutti voi, di soluzioni di sicurezza. Significa impianti anti-intrusione, videosorveglianza e tutto ciò che riguarda il mondo della sicurezza in generale a livello impiantistico. Tu sei Federico Falconi, sto guardando la tua scheda, se mi vedi girato su Top Security Advisor. Federico Falconi, Soluzioni di Sicurezza di Roma. Da quanti anni sei in attività per conto tuo? Immagino che tu prima abbia fatto quasi come tutti il dipendente per un'azienda. Esatto. Io mi sono affacciato sul mondo della sicurezza intorno al 1998 e nel 2004 ho iniziato la mia attività e poi, tra parentesi, di lavoratore dipendente, sono tornato alla mia ditta individuale. Ok, perfetto. Com'è il lavoro dalle tue parti? Roma dovrebbe offrire buone occasioni di, almeno insomma, il lavoro non dovrebbe mancare. D'altro canto, penso che la concorrenza sia piuttosto pressante. Esatto, sì, la concorrenza c'è, per fortuna non c'è tanta qualità, per fortuna dal punto di vista nostro, purtroppo per i clienti che non sempre capitano nelle giuste mani, e penso che Roma, nel mio caso soprattutto la parte sud della provincia di Roma, rispecchi quello che rispecchia un pochino tutta Italia. Io gli ultimi 4 anni in realtà li ho trascorsi in Toscana, perché mi occupavo del reparto tecnico di un istituto di vigilanza che aveva sede a Firenze, quindi ho lasciato questa realtà romana, o quantomeno laziale, 4 anni fa. L'ho ritrovata oggi e mi sono accorto che purtroppo ci sono tanti collaboratori validi ma moltissimi improvvisati. Sì, moltissimi improvvisati. Concordo con te su questa cosa, come concordo con te sull'aspetto della qualità, perché purtroppo vedo, io ci ho fatto un video in cui parlavo di impianti di melma, no? Esatto. Chiaramente nei miei video spesso estremizzo i concetti, no? Per farli arrivare al cliente, però è vero, tanti improvvisati producono tanti impianti di melma e tante realtà di cui non voglio fare nome, che comunque producono impianti di melma ma per altri scopi. Lì non c'è la professionalità, la competenza, le conoscenze nel settore della sicurezza. Quello che mi rincuora è però che il cliente che vuole scegliere e sa dove andare a parare cerca il professionista perché vuole raggiungere un determinato livello di sicurezza. E tu mi confermi che insomma bene o male, no? Siamo tutti sulla stessa barca. Ho parlato con diversi colleghi da alcune parti d'Italia e mi confermi che purtroppo il mercato è fatto da tantissima
confusione che porta il cliente, perché alla fine è lui che sceglie, a non sapere, a non poter, anzi, scegliere consapevolmente per la propria sicurezza. Esatto, è proprio così. Io parto dalla premessa che nessuno vuole essere professore di nessun altro e il tuo portale è una boccata d'aria fresca, perché tutti i temi che sono stati trattati, dagli impianti di melma, come giustamente li hai definiti te, e ad altri articoli, effettivamente ho condiviso molte cose. Da persone che dico persone perché, ripeto, alcune volte si fatica anche a chiamare tecnici dei colleghi che sconsigliano l'utilizzo delle predisposizioni, giustificandosi magari dietro una forse probabilmente fatta male predisposizione, tanto vale ignorarla e mettere il sensore dove dico io via radio e dove io penso che sia più idoneo. Cerchiamo di sfruttare le predisposizioni prima di tutto, e vedo che te hai parlato di tecnici che non sanno neanche che cos'è un bilanciamento. Non arrivo al triplo, ma addirittura il singolo bilanciamento. E sulla mia pagina LinkedIn ho parlato di trabocchetti, non tracobetti, cioè tracobetti e non trabocchetti, perché ci sono impianti che sembrano quelli fatti per neanche ladri di polli, tecnici che ti dicono io l'antisabotaggio non lo metto perché tanto quando arrivi al sensore l'impianto deve essere già scattato. È allarmante questa cosa e capita a pennello il termine, perché molti pensano che l'antisabotaggio serva per quando con l'impianto inserito si arrivi davanti al sensore per aprirlo e manometterlo, e sappiamo tutti che non è così. Sappiamo tutti che l'antisabotaggio serve a prescindere da alcune certificazioni che lo impongono, ma anche dal preparare il furto con l'impianto. E quindi sì, impianti di melma, predisposizioni non sfruttate, preferenza dogmatica verso gli impianti radio. Che gli impianti radio vanno bene, ci sono impianti che funzionano bene, ci sono impianti che sono comodi per l'avventore installatore e solo per lui, e convenienti solo per lui. Non so se condividi questa cosa, ma credo che tutti noi, da quello che ho sentito, la pensiamo più o meno allo stesso modo. Guarda, ti ascoltavo con piacere perché mi fa piacere che sia tu a dire quello che di solito dico io, no? Perché nel mio canale la gente sarà forse stanca di sentire la mia versione delle cose e dirà, beh sì, ma tanto la racconti solo tu in quel modo. Mi fa piacere che siano anche gli altri a dirlo, e aggiungerei che secondo me è diventato il nostro mestiere, correggimi poi se sbaglio, ti prego, non aver timore, è diventato più un vendere qualche cosa che offrire un servizio alla gente. Cioè io se vado dal cliente che chiama me per fare l'impianto d'allarme o di videosorveglianza che sia, penso che abbia bisogno del professionista che gli dà un sistema di sicurezza. Non ha bisogno di uno che gli vende qualche cosa per lo status di avere l'impianto d'allarme. A me francamente fa paura questa cosa, no? Perché andare a vendere qualche cosa siamo capaci tutti. Se io arrivo dal cliente, ti chiedo dimmi quanto vuoi spendere, ti faccio l'impianto di conseguenza, ma non credo che questo sia il nostro lavoro. No, è giusto, questo perché si tende purtroppo a dare un prezzo alla sicurezza e non un valore alla sicurezza. E il prezzo è quello dell'impianto, cioè io ti vendo l'impianto a questo costo e tu poi lo confronti con altri preventivi, ma dietro c'è un valore,
la professionalità del tecnico, c'è lo studio, c'è il sopralluogo fatto. Molti non fanno neanche il sopralluogo, è impossibile, è una cosa impossibile. E mi è capitato, ti rubo tanto, ti facciamo anche una mezza risata, mi è capitato ultimamente di andare in un quartiere di Roma tramite il passaparola, che per fortuna è ancora una cosa molto importante nel nostro settore, perché proviene da persone che apprezzano il lavoro, e mi è capitato di entrare presso un'abitazione. Sono stato accolto, probabilmente 15 anni fa sarei andato via nel giro di 2 minuti, però forse un pochino col tempo si tende a diventare più diplomatici. Mi ha accolto il figlio della persona che mi aveva chiamato per il sopralluogo. La persona era un pochino anziana, per questo aveva ritenuto opportuno il proprietario di casa chiamare il figlio e il genero. Sono stato accolto dicendo: parli con uno che non crede negli impianti d'allarme. La moglie, classica frase: tanto se vogliono entrare entrano lo stesso. E io prima rispondevo: allora se ci ammaliamo non andiamo all'ospedale, perché tanto moriamo lo stesso. Però ripeto, la diplomazia mi ha fatto tacere, e il genero ha premesso che lui aveva appena fatto fare un impianto antinfusione da una società di cui non faccio il nome per rispetto del nostro settore professionale, e quindi era indirizzato a restare su quell'idea. Allora, A, perché non hai chiamato quella società? B, già so che la chiamerai, quindi io andrò già in competizione con quella società, e io con quella società, se tu dai un prezzo e non un valore alla sicurezza, non sarò mai competitivo, è inevitabile. Quindi per questo io, magari, se qualche persona ci ascolta che non sono solamente installatori, il mio appello è: diamo il valore alla sicurezza e non il prezzo, perché è l'unica cosa che veramente può salvare o rilevare un tentativo di furto. Perché a far girare un impianto d'allarme, a farlo accendere e rispondere alle nostre prove, siamo capaci tutti. A farlo efficace o a farlo fatto bene, ma per bene intendo anche esteticamente, non siamo tutti in grado di poterlo fare. E quello è il valore della sicurezza, secondo me. Assolutamente sì. E allora ci sarebbero alcune cose da dire, ma ci portano inevitabilmente fuori strada, e non è questo lo scopo di questa intervista. Però è interessante dare il valore alla sicurezza. Me la gioco, questa me la gioco, perché il gioco di parole, scusami, è molto interessante. Dovrebbe far capire al cliente che non è solo una questione di prezzo, non dovrebbe esserlo quantomeno, però la difficoltà sta nel farglielo percepire, tutte quelle cose che hai detto tu prima e di cui si parla spesso. Analisi del rischio, valutazione dei rischi, gradi, livelli di sicurezza, sono tutte cose che l'utente ignora e che invece dovrebbero venire divulgate molto più in maniera forte da noi, da chi si occupa di sicurezza, ma anche dalle aziende, dal mio punto di vista, perché altrimenti ci mettiamo tutti sullo stesso piano, prodotti, tecnici, installatori, non c'è più nessuna differenza, perché non si parla del reale, scusami se uso il tuo termine, valore della sicurezza, no? Perché l'ho letto su Facebook, c'è chi pensa che siano tutte uguali le centrali, per dire le centrali, sono tutte uguali, tanto sono tutte fatte in Cina, cambia solo il nome. Ma non è vero. I rilevatori sono tutti uguali, ma non è vero. Chi ti ha detto questa fesseria? Cioè, poi non parliamo di come viene utilizzata la tecnologia, cosa molto più importante dal mio punto di vista, perché è il tecnico che fa l'impianto e che magari utilizza le stesse tecnologie dell'altro, ma lo fa meglio. Non so se riesco a spiegarmi.
Parlando invece di prodotti, l'ho chiesto a tutti, quindi lo chiedo anche a te. Non lo vedo nella tua scheda Top Security Advisor, quindi la domanda fatidica è: qual è il brand a cui sei più affezionato? Allora, il primo con cui ho iniziato e che non c'è più in commercio erano le famose C&K, le 238i. Iniziando collaborando con la vigilanza era per me il prodotto inevitabile, era imposto quel prodotto, si installava quello, erano dei muletti e sono nato con quelli, si programmava con la tastiera LCD, ma io le programmavo con la tastiera LED. Sentivo la risposta del LED del cicalino e sapevo se la programmazione era andata a buon fine o no. E dopo di quelle, ma si possono fare i nomi, no? Quindi, cioè, tu mi hai chiesto sì, vai tranquillo. Dopo di quelle, ovviamente, lavorando sempre con la vigilanza, ho installato i loro marchi per poi cominciare a sceglierne, quindi, e portarli negli istituti con cui ho collaborato. E c'è stato il periodo Paradox, che era un prodotto buono, quando è uscito era un buon prodotto, si è un po' fermato col tempo e quindi noi che andiamo sempre alla ricerca dell'innovazione, del design anche, perché il cliente cerca anche il design. Quando entravamo in casa del cliente con un ponte radio di un'antenna di 1,5 metri, e lì era un problema, perché non ero io che decidevo, non era neanche tanto il cliente che diceva la postazione, era il ponte radio che la decideva. E quindi si cominciava a strizzare un occhio all'estetica, e quindi con Paradox si è andati avanti fino a un certo punto. Poi siamo passati a Select Italia, fino a che tu mi hai parlato di marchi a cui sono affezionato. Sono molto affezionato al marchio Pyronix e penso di essere stato uno dei primi a installarli, perché mi feci inviare delle centrali dall'Inghilterra. All'epoca ci fu Valery Filianov, che era il direttore internazionale di Pyronix, che mi inviò 2 centrali perché vinsero l'Excellence Awards, il prodotto dell'anno 2012, se non ricordo male. Fu una delle prime centrali via radio in quel caso, poi c'è stata anche la VCX filare, ad avere i famosi 2 chilometri, che poi sappiamo tutti che cosa sono questi 2 chilometri di distanza, che sul via radio in quel momento era impressionante. Sì. E soprattutto la bidirezionalità del via radio, ma non tanto intesa come programmazione del sensore a distanza, quanto si eliminavano i tempi di latenza, di stand-by dei sensori, dei volumetrici via radio. Quante volte ci chiamava il cliente e ci diceva: ho inserito l'impianto, sono passato davanti al volumetrico, non è scattato, non funziona, vai a spiegare lo stand-by. Pyronix all'epoca aveva abbattuto questa cosa. La centrale si inseriva, diceva al sensore che era inserita, il sensore si comportava come un sensore filare, non andava più con la concezione del risparmio batterie. Quindi, per quanto riguarda il marchio a cui sono più affezionato, forse Pyronix. Poi l'ho perso un po' con il tempo, perché hanno cercato di abbandonare il mercato internazionale, sono rimasti più con la loro parte anti-intrusione, che non è diventata Acquisition, nel mercato inglese. Oggi, se devo installare, installo Elmo, installo Xenia, SICEP. Parliamo di vigilanza, cioè per me sì. Vigilanza è stata il 70% della mia vita professionale. SICEP è inevitabile. E poi non sono dogmatico, non perché il SICEP abbia la dogma, ma perché non sono uno di quelli che dice il prodotto hub, ecco, diciamo hub HUB, non lo installo. No, non è vero, lo installo perché bisogna fare anche delle scelte. Ci sono dei clienti per cui quel prodotto può essere valido, ovviamente installato con criterio, e quindi ti porta dietro quella fetta di mercato che secondo me non va abbandonato. Perché sentivo il collega Forconi, mi sembra,
che parlava di modem con la spina, mi ha fatto sorridere questo termine. Ci sono modem con la spina, secondo me validi, o che comunque raggiungono un compromesso su cui si può ragionare, e quindi non dico no a quel tipo di soluzione. Ajax, l'abbiamo detto, secondo me è un prodotto che può essere installato. Non sono uno di quelli con la puzza sotto al naso che dice no, per carità. Poi ci sono modem con la spina, e so a chi si riferiva lui nello specifico, lasciamo stare, quello è il prezzo della sicurezza che dicono loro, ma non è il valore della sicurezza che intendiamo noi. E quei clienti che decidono di andare in quel senso, ben vengano, vadano in quel senso, non sono i clienti per me o per noi, immagino. Router con la spina, router con la spina è il termine coniato all'uopo. Ma mi hai fatto sorridere. E tu hai parlato e si percepisce che hai lavorato in vigilanza, e quindi vorrei soffermarmi su questa cosa e collegarmi ad un concetto che è stato trattato anche in un articolo su Top Security Advisor, che è la centrale operativa. Perché voglio soffermarmi su questa cosa? Approfitto della tua presenza perché si parla di centrale operativa in questo periodo relativamente agli impianti di allarme intrusione, perché è subentrata, è arrivata sul mercato italiano questa multinazionale che sembra l'unica a sfruttare la centrale operativa, perché se guardiamo le discussioni nei vari gruppi, l'utente ti dice ma con l'impianto di quell'azienda ho la centrale operativa e quindi ho qualcuno che risponde al telefono quando mi scatta l'allarme. Diciamolo una volta per tutte, da quanti anni la fai questa cosa prima che arrivassero loro? Io ho quasi sempre collegato i miei impianti con l'istituto di vigilanza, perché lo ritengo un plus. I prezzi non sono più quelli proibitivi di una volta e non tutti se la potevano permettere. Oggi ci sono istituti di vigilanza e istituti di vigilanza, e non so se quella società multinazionale a cui ti riferisci te è quella con le scritte bianche e rosse, perché lì, attenzione, lì parliamo di call center, credo. L'istituto di vigilanza è un'altra cosa, non è chiamare il cliente. E l'istituto di vigilanza è saper ricevere il segnale e analizzarlo, avere i giusti concentratori certificati in grado di poterlo fare e archiviare, e mettere in archivio in scatola nera, da cui il famoso brogliaccio. Chi bazzica la vigilanza sa questo termine, il brogliaccio. E la sala operativa deve ricevere, deve gestire il segnale, lo deve saper valutare, deve chiamare il cliente e gli stesso istituto di vigilanza, il contatto deve essere diretto, e deve accompagnare il cliente fino all'intervento della guardia giurata di quell'istituto, qualificata, armata, e che quando va sul posto, sul sito che è andato in allarme, rappresenta il collegamento che il cliente ha. Mi spiego meglio: a casa mia scatta l'allarme, il segnale non deve andare in una sala operativa o presunta tale ed essere poi girato ad un altro istituto in subappalto in quella zona a prezzi ancora più stracciati di quelli che il cliente sta pagando a me. Lì non è più sicurezza, lì si parla di call center e di numeri. E la guardia giurata che si presenta deve portare scritto l'istituto di vigilanza X, deve montare su una macchina di quell'istituto di vigilanza X e deve rappresentarlo per quello che è il collegamento. Se è andato a buon fine la segnalazione, se riesce a salvare il furto, lui rappresenta l'istituto è responsabile di quella segnalazione. Non so come la pensi.
o se era questa la domanda che mi hai fatto. Assolutamente sì, no, ti sei spiegato molto bene, sono Anche perché, d'accordo. scusa Davide, Vai, ti interrompo, vai, così vai. chiudo, poi passo la parola a te. Dietro la realizzazione di una sala operativa non tutti sanno quello che c'è. Io ho avuto la fortuna e la responsabilità di realizzare una sala operativa dove sono stato in Toscana, nella fattispecie a Prato. So che cosa significa la progettazione di una vigilanza, la realizzazione della posa della prima pietra, e alle normative, alla ridondanza delle segnalazioni, a tutto ciò che l'operatore di sala operativa deve fare all'interno della sala operativa, il percorso. Non tutti sanno questo. E andare a pagare un collegamento a un call center è una cosa che a me non va giù. Sono d'accordo con te e anche questa è una cosa che andrebbe trasmessa all'utenza, perché non arriva, perché purtroppo c'è di mezzo il marketing e il marketing fa sì che certe informazioni vengano, ahimè, nascoste a favore di quello che fa più comodo all'azienda che in quel momento sta facendo appunto marketing, e lo fanno bene. Cambiamo discorso, perché altrimenti la teniamo troppo lunga, nonostante mi stia facendo molto piacere conversare con te. Parliamo di... Grazie, e parliamo però anche di Top Security Advisor, che è la cosa che ci accomuna, per la quale siamo qui oggi. Cosa ti ha spinto a registrarti a Top Security Advisor, Federico? Guarda, te l'ho detto come premessa, gli articoli che ho seguito con grande piacere e condividendoli al 100% sui vari contenitori di social media. Quando si va a cercare non tutti conosciamo tutto, ovviamente, la premessa è sempre quella, e ci informiamo, la formazione è fondamentale. E quando io vado a trovare un articolo che parla di sensore a tripla tecnologia, lo sappiamo che cos'è, ma lo sappiamo tutti? A me ha fatto piacere, cioè sono parole che avrei utilizzato io. Quando si parla, come ho detto, di articoli che descrivono il bilanciamento, io lì, pur sapendo quell'argomento, lo vado a rivedere con piacere. Quindi mi sono avvicinato agli articoli del tuo contenitore e li ho apprezzati. Questo mi ha spinto a farne parte, nel senso a iscrivermi anche sul canale YouTube e al portale. E poi mi hai preso per mano te e mi hai seguito nella registrazione, perché ripeto, oggi cadere nella malinformazione è un attimo. Andare sui giusti contenitori è gratificante. Ti ringrazio, perché questo è proprio lo scopo primario di Top Security Advisor, che vuole fare un'informazione sana e corretta. Non dimentichiamoci che per gli installatori iscritti a Top Security Advisor, per chi vuole naturalmente, non c'è alcun obbligo, ma abbiamo anche il canale Telegram nel quale ci confrontiamo quotidianamente per le cose di lavoro, ma non solo. Quindi ti ringrazio per le tue parole. Federico, ti lascerei il microfono per l'ultima volta. Fanne ciò che credi. Allora, abbiamo già detto tutto in realtà. Sintetizzando, cerchiamo di essere tutti quanti più inclini alla sicurezza, e non parlo solo di noi installatori, parlo dei consumatori finali. Cerchiamo di distinguere il servizio, cerchiamo di distinguere la persona, perché l'impianto d'allarme è soprattutto fiducia nella persona e nel modo in cui questa persona lavora, e dei consigli che questa persona che entra in casa ci offre. Diamo valore a questo
e poi spero che anche altri componenti del nostro gruppo intervengano, perché mi è dispiaciuto che una persona ha scritto che non si ritiene abbastanza competente. Nessuno di noi si ritiene abbastanza competente, me in primis. Io alcuni marchi non li installavo, ho conosciuto il collega e amico Alessandro di Z Tecnica, lui installa alcuni marchi, grazie a lui ho imparato a conoscere altri marchi. Nessuno di noi conosce tutto e nessuno di noi è competente. Ci diamo da fare tutti, con l'umiltà che contraddistingue la filosofia di imparare di questo libro. Certo, guarda, non so perché siano state usate quelle parole, ma evidentemente quella persona si occupa prevalentemente di altro e si è avvicinato al nostro settore, diciamo, e probabilmente, ecco, con l'umiltà ritiene di non essere ancora adeguato, ma lo sarà, e spero anche grazie al portale, anche grazie al gruppo Telegram, perché no, dove ci scambiamo spesso consigli e tutto quello che riguarda il nostro settore. Sì. Federico, io ti ringrazio per essere stato con me, è stato un piacere averti ospite di questa, chiamiamola, intervista per darci un tono, e ci becchiamo sul gruppo Telegram. Spero di vederti a Fiera Sicurezza, che è prossima. Sì, penso proprio di sì. Magari ci mettiamo d'accordo per organizzare anche un caffè, una cosa tutti assieme. Federico, grazie, buon fine settimana. Ciao. Grazie a te Davide, grazie a tutti e buon fine settimana, buon lavoro. Grazie a Federico Falconi per essere stato con me in questa intervista dedicata agli installatori Top Security Advisor. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, spunta la campanella per non perderti i contenuti che andrò a pubblicare in futuro. Ti aspetto nei prossimi video. Ciao!